Performance musicali, dipinti, attività sportive e ricreative sono solo alcune delle iniziative in programma sabato prossimo, 1 giugno, in occasione della 16ª giornata dell'arte e della creatività studentesca. Location d'eccezione è il Parco Icori che per l'occasione, dopo un attento lavoro di restyling, tornerà fruibile alla cittadinanza. Abbiamo voluto cogliere l'occasione della festa dello studente per restituire alla città, ma soprattutto consegnare ai giovani studenti della nostra città un parco meraviglioso, un'area a verde meravigliosa, purtroppo mai fruita pienamente dai cittadini, dagli agrigentini. Siamo riusciti nuovamente a bonificarla, ma soprattutto il fatto della messa in funzione dell'anfiteatro dopo gli interventi che siamo riusciti a fare e soprattutto dopo il recupero della pubblica illuminazione attraverso alcuni interventi che abbiamo fatto ma altri che andremo a fare, fa sì che potremo utilizzare pienamente questo anfiteatro anche e soprattutto per la prossima stagione estiva, e questo finalmente potrà rendere pienamente fruibile un'area e un sito assolutamente meraviglioso. Un programma ricco di iniziative che coinvolgerà gli studenti dell'intera provincia, promosso dalla Consulta Studentesca Agrigentina. Ci saranno tantissime attività, sicuramente sarà una giornata all'insegna della musica, quindi si alterneranno sul palco DJ e band locali, ma ci saranno anche tornei sportivi, vari contest tra cui fotografico. Penserete di coinvolgere tutti quanti gli studenti di Agrigento e della provincia? Ci siamo impegnati proprio in questo senso, infatti ci saranno 2 autobus che noi abbiamo pagato con i fondi della consulta che verranno sia da Sciacca sia da Canicattì. L'iniziativa conclude il percorso biennale operato dalla Consulta Studentesca e rivolto al territorio, realizzato attraverso la sinergia con gli enti territoriali. È una giornata conclusiva dell'attività che hanno loro realizzato nel corso dell'anno scolastico in considerazione proprio di quello che hanno programmato. Consideriamo anche che si conclude con quest'anno la Consulta conclude il biennio, quindi un altro anno ci saranno dei ragazzi completamente nuovi, nel senso in base alle lezioni che vengono realizzate nell'anno scolastico. Io mi ritengo soddisfatta.